Scatman's World. Veneziano, ragazzi, Gran Premio del Bahrain, è ancora strapotere Mercedes, Rosberg seconda pole, secondo Gigione Hamilton, quindi doppietta Mercedes. Per noi invece un 13° posto un po' difficile, purtroppo Bahrain col buio poi mi ha un po' sorpreso. Pippo Massa sesto, sta andando bene Massa, però in gara possiamo e dobbiamo recuperare. Andiamo, Gran Premio. Vai ragazzi, Gran Premio del Bahrain. Vai. Sembra una buona partenza, ragazzi. Devo stare molto attenti che la prima curva è pericolosissima. Mamma mia. Ok, abbiamo guadagnato un po' di posizioni. Vai a sandwich e il Kuma gode, e il Kuma se ne va. Siamo quarti, dai. Mamma, con Ricciardo. Duello con Ricciardus. Certo che le Mercedes volano, ragazzi, Mamma mia, duello con Ricciardo indescrivibile. Dai, Kuma. Relax, Kuma, relax. Madonna, le Mercedes sono in fuga, qui. Prova all'interno veneziano e ce la fa. E ce la fa il Kuma. Carburante normale. Adesso dobbiamo tentare chiaramente un miracolo sportivo, perché la vedo un po' dura arrivare terzi e tenere tutta la gara così, però proviamoci. Nessun ritiro comunque al primo giro, bene. Non ha fatto casini, non ci sono stati casini, tutto regola. Chissà, ma abbiamo un buon passo gara, chissà, speriamo, cazzo. Questo primo giro è andato molto molto bene. Ricordo sempre che il livello di difficoltà è esperto, ragazzi. Quindi il penultimo, l'ultimo per me è proprio impossibile, francamente. Primo giro completato. Lotta tra Rosberg e Hamilton. Dai, buttatevi fuori tutti e due, sarebbe bellissimo, sarebbe un sogno, cazzo. Oh, me ne sto andando, ragazzi, la cosa è abbastanza ufficiale. Stiamo guidando veramente, veramente bene. Incredibile, in qualifica problemi, il passo gara. Stiamo viaggiando adesso si viaggia. Solo che le Mercedes francamente sono di un altro pianeta, Sono veramente di un altro pianeta. Qua rischiato un po'. L'importante è avere un bel vantaggio dal quarto posto, perché le Mercedes veramente volano, cioè non so come fare, fanno veramente un altro campionato le Mercedes. Ok, per il momento DRS abilitato. Il DRS è stato autorizzato. Potrai attivarlo quando si verificheranno le condizioni necessarie. Concentration, please, concentration. Buono, buono. Anche Hülkenberg super affette. E si gode. Vogliamo diventare, no, la seconda forza del mondiale vogliamo diventare, anche perché la Ferrari purtroppo la riporteremo noi, la Ferrari, in avanti.
brutto errore qua, brutto errore. Non deconcentrarti, Kume. Relax, Kume, relax. Buoni fuochi d'artificio bellissimi che illuminano il Bahrain. Dopo di questo c'è la Cina, però una delle gare che più odio. Una delle sfavorevoli, ragazzi. Il distacco dal pilota alle tue spalle minimo, non supera i 2 secondi. Lo so. Ho perso qualcosa. Gara molto regolare per il momento. Gara molto regolare. Hülkenberg dovrebbe effettuare un cambio gomme entro i prossimi 2 giri. Mi fa piacere. Secondo me avere un buon vantaggio prima della sosta. Voglio un buon vantaggio, cazzo. Sono concentrati in maniera massimale, fioi. Queste curve sono le curve che più odio. Per il momento teniamo bene, però. Però Hülkenberg si sta avvicinando in maniera poderosa. Mo so cazzi. Oh, questa prova l'ho fatta bene finalmente. Oh, Hülkenberg è pericolosamente vicino a Nicolino Hülkenberg. Mancano ancora tanti giri, la gara è piena di insidie, ragazzi. Si può usare anche il DRS, il porco, Speriamo di... ottenere il terzo posto sarebbe un sogno di più. Abbiamo un po' di incarriera la terza gara. Hülkenberg c'è però, ragazzi, sarà lotta vera con Hülkenberg. Gigione se n'è andato, e anche Rosberg. Niente, l'ho tenuto per 5 giri anche bene, adesso sarà lotta, fiori. Sarà lotta vera, ragazzi, lotta vera, lotta pura. Tra l'italiano della Williams e il tedesco della Force India. Questi cazzo di fuochi d'artificio si spaccano un po' i maroni, però ogni tanto. Attenzione, no, brutto, brutto, brutto. Tensione altissima, ragazzi, tensione altissima in Bahrain. Questo prima volta con la gara di notte, fiori. Brutto giro. Penso che andrà in box subito probabilmente. Nell'ultimo giro Hülkenberg ha fatto segnare un secondo meno di te. Devi reagire. Vabbè, reagisco, vecchio, reagisco, do not preoccupare. Do not preoccupare. Attenzione, la vettura alle tue spalle deve limitare il consumo di carburante. Dai, devo andare in box col massimo vantaggio possibile. Anche se Bagard dietro sta perdendo Hülkenberg adesso perché deve difendersi anche. La Massa, grande Pippo Massa. Grande Pippo. Dai Pippone.
Mamma mia ragazzi, la Formula 1 è dura, però la Formula 1 è veramente, veramente dura. Cerchiamo di tenere questo vantaggio. Rientra ai box. Ho capito, ingegnere. Dai, che ha un buon vantaggio, possiamo andare in box abbastanza tranquilli. Sì, i meccanici fanno il loro dovere. Vai, 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 vai. Mette in box anche Hamilton. Tanti vanno in box adesso, chiaramente. Carburante basso. Dai, veloci, dai, veloci. Bravissimi. Abbiamo tenuto la posizione ragazzi, posizione tenuta. E godo. All'uscita della pit lane c'è traffico, fai attenzione. Carburante normale. Non sono previste altre tolte ai box, cerca di preservare il pneumatico. Va bene vecchio mio. Adesso veramente non devo sbagliare questi giri perché devo rientrare terzo e voglio il podio, lo pretendo il primo podio. Gomme e freni hanno raggiunto la temperatura ideale. Mi fa piacere. Dai cazzo, che ce lo andiamo a prendere il terzo posto. Ce lo andiamo a prendere. È stato importante tenere dietro Hülkenberg e gli altri che sono stati ai box, cioè sosta ai box perfetti, i meccanici strepitosi, tutto regolare per il momento, tutto regolare. Traiettoria non ideale purtroppo, però va bene, ci siamo, dai, ci siamo. Altro giro completato, altro giro completato. Dai, prendiamoceli tutti. Merda, siamo contro Massa. Strategia azzeccata in pieno. Siamo terzi e Massa, grande Massa qua, terzo. Massa terzo, godo. Grande Pippo. Massa è quarto, strategia Williams devastante. Grande strategia degli uomini di Sir Frank Williams. E adesso dobbiamo tenere questo terzo posto con le unghie e con i denti. Dai Kuma, tu puoi tutto Kuma. Vedo che Massa è un bel osso duro però Massa sarà duro cioè, sarà duro difendersi da Massa, perché se Massa comincia a fare il ritmo suo un cana Williams è pur sempre un quasi vice campione del mondo, cioè un quasi campione del mondo, mi ricorderò sempre quell'anno ragazzi, mamma mia che beffa. 2008 se non sbaglio, l'anno di Gigione e Hamilton. Buono, giro record, cioè giro record, miglior giro per veneziano. Però dai, 12 secondi dalla Mercedes, non ho preso proprio le super bombe. Solo che hanno un passo ragazzi, disumano. Mercedes si candidano veramente a vincere tutte le gare del mondiale.
un vantaggio piccolo, però insomma accettabile. Massa si sta avvicinando pericolosamente. Massa non è Hülkenberg, è una macchina superiore. Dai, come portasela a casa, cazzo. Sarebbe un terzo posto devastante. Sarebbe il primo podio kumendiano. Cinque decimi di vantaggio da Pippo Massa. Tra un po' mi metto anche carburante elevato, ma aspetto, chiaramente non è ancora il momento. Adesso può usare il DRS Pippo. Pippo lo può usare. Io mi sono migliorato ancora. No, come no. Calma. Gran calma, Kuma, gran calma. Sei decimi, ho guadagnato un decimo. Tensione alle stelle, raga, tensione alle stelle. No! Brutto errore qua, brutto errore. Ho sporcato anche le gomme, adesso sono cazzi. Adesso Massa è pericolosamente... dei detriti finché non si staccheranno avrai problemi di aderenza. Resta sulla traiettoria ideale. Mamma mia. Adesso è il terrore, Fiori. Adesso è terrore. Saranno veramente 3-4 giri di fuoco. Concentrarti Kuma, non deconcentrarti, vediamo. Massa prova il sorpasso, devo stare dalla mia parte. Bravo Kuma. Giro veloce di Gigi. Giro veloce di Gigi. Intanto Hülkenberg supera Massa. Ottimo, i tempi sono buoni, stai tenendo un ottimo passo gara. Eccolo qua. Hülkenberg mi supera, sto prendendo il podio, ragazzi. Contro sorpasso di Veneziano. Contro sorpasso di Veneziano. Ci aspettavamo di ritrovarci 7 posizioni più in basso in classifica. Continua così. Sì, stai buono a portare sfighe, però Massa è un po' indietro, Nel duello con me è scivolato un po' dietro. E io godo. Pensiamo che la vettura alle tue spalle abbia impostato il motore sulla massima potenza. Sta cercando di me ne sono accorto, vecchio, me ne sono accorto. Mamma mia. Faccio un po' fatica a tenere la macchina in pista, eppure le gomme sono perfette, non capisco, proprio un calo di prestazioni, ai ai ai. Concentrati, puoi riprenderti quella posizione. Mamma mia che sorpasso all'interno. Mamma che sorpasso. Mamma che sorpasso che ho fatto. Sei al terzo posto. Mamma che sorpasso. Ho massacrato Hülkenberg qua. Ho massacrato Nicolino. Ciao Nicolino. Che duello ragazzi, che duello. Voglio sto cazzo di terzo posto, me lo merito. Però la macchina non capisco perché adesso ha dei problemi. Cioè la sento meno in pista. Infatti sto veramente calando il ritmo. Mamma mia, il ritmo sul giro calato drasticamente. Hülkenberg se ne va. Ma io mi riprendo la posizione con le unghie e con i denti. E me la ripiglio. E me la ripiglio. Però c'è un trenino pericoloso il prossimo giro, chiaramente c'è da valutare se mettere il carburante elevato, perché probabilmente loro ce l'hanno elevato. Proprio crollo di prestazioni negli ultimi 2 giri, non capisco il perché.
Si prospetta una gara senza ritiri, la prima dell'anno, dopo i 2 ritiri di Melbourne e il ritiro di Malesia, di Sepang. È infernale questa gara. Non finisce più, cazzo, non finisce più. Devo aspettare il 14° giro per fare la miscela elevata, non posso permettermelo, sembra sta girando meglio, dai. Dai che stiamo girando meglio. Siamo tornati sui ritmi più comendiani. Siamo tornati. Attenzione, un ritiro intanto, un ritiro. Proprio adesso arriva il ritiro. Non si sa di chi, ma arriva un ritiro. Incalcolable. Il DRS non funziona, stiamo cercando di capire quale sia il problema. Problemi per il DRS, problemi al DRS. Il motore è in temperatura perfetta, cerca di tenerla sotto controllo. Va bene. Non ne posso proprio più. Che tensione, ragazzi, che tensione. Faccio fatica anche a commentare adesso. Dobbiamo tenere a tutti i costi. Costi quel che costi. Ok. Carburante elevato. E inizia il final lap. Final lap come indiano. Mamma mia, sono vicinissimi, ragazzi, sono tutte vicino. C'ho Ricciardo veramente attaccato al culo adesso. Forse potevo usare anche prima la benzina elevata, la miscela. Stiamo lottando con le unghie e con i denti. Tanto le Mercedes sono pronte all'ennesima doppietta. Anche se è vero però che a Sepang è uscito Rosberg, quindi in realtà dai che manca poco, dai che manca poco. Ora dovresti essere in grado di utilizzare il DRS. Dove tanto non mi serve un cazzo, vecchio. Va a vincere Nicolino Rosberg, seconda vittoria stagionale dopo Melbourne. Dai che arriva il primo podio, un podio insperato, un podio impossibile. Dopo controlliamo anche la difficoltà, perché quando faccio questi risultati a un livello difficile non ci credo neanch'io. Vai Come, da terzo posto, primo podio come indiano, sì cazzo. Massa è finito al 7° posto. Mamma mia, che sofferenza, Beppe, che sofferenza. Ottimo terzo posto, congratulazioni, hai conquistato. Si è ritirato Nicolino, ragazzi, Nicolino Hülkenberg si è ritirato. Ok, va a mettere la bagarre dietro quando lottava con le Force India, cioè le Mercedes e le McLaren. Ok, le Ferrari fuori da quasi da tutto, mamma che delusione. Il comandone 23 punticini. Perfetto, perfetto. Beh, Hamilton e Rosberg sono veramente in fuga. Costruttori terzo posto, e questa è una buona cosa. Anche lì Red Bull sono molto avanti. A questo punto l'obiettivo è il terzo posto nella scuderia, nel campionato costruttori.
Attenzione, eccolo qua il Cume. Ta 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 ta, ta 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 ta. Bravi ragazzi. Mi hanno offerto veramente un bel pacchetto. Ok. Vittoria memorabile per Nicolino. Ok. Perfetto. C'è la Cina purtroppo. Difficoltà. Esperto, perfetto, buono. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.